Estorsioni e illegalità Eraclea in aula bunker. La sentenza del maxi processo. Il tribunale ha escluso l'associazione mafiosa. 26 anni e 3 mesi per Donadio, ritenuto il boss. Assolto l'ex sindaco Mirko Mestre. Moderatamente soddisfatti i legali dei Donadio, nonostante l'esclusione dell'associazione mafiosa. Le pene sono molto alte, dicono gli avvocati. Una sorta di posto di blocco alla stazione di Mestre per respingere al loro arrivo i tossicodipendenti già colpiti da DASPO, è una delle ipotesi alle quali si sta lavorando per combattere la piaga dello spaccio in città. Oltre 400 gli arresti compiuti dai carabinieri nel 2023, il bilancio oggi alla festa dell'arma per i 209 anni. Si è fatto anche il punto sull'attività per proteggere donne e anziani da truffe e violenze. 300 morti e 13.000 incidenti stradali in Veneto nel 2022, la regione avvia una campagna per la sicurezza stradale rivolta ai giovani delle scuole. Traffico aereo paralizzato anche a Venezia per lo sciopero nazionale indetto da alcune categorie. Accanto agli handler a Tessera in protesta anche gli operatori alla sicurezza, massima adesione. Una app multimediale interattiva per scoprire i porti di Venezia e di Chioggia e la loro storia, l'iniziativa presentata nell'ultima giornata del Salone Nautico. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Avete sentito i titoli, ma come ogni lunedì in primo piano il nostro sondaggio di oggi. Parliamo di giovanissimi e social, partendo dalla proposta di legge che il leader di Azione Carlo Calenda vuole portare in Parlamento. La proposta: vietare i social ai minori di 13 anni, è giusto? Questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere, come sempre facendo una chiamata che vedete ai numeri in sovraimpressione. Il risultato del nostro sondaggio verrà poi reso noto nel corso di Ring in onda a partire dalle 21:15. La cronaca giudiziaria dunque quest'oggi in apertura di notiziario, perché è stata pronunciata nel pomeriggio la sentenza del processo sui casalesi ad Eraclea. Il tribunale ha escluso l'associazione mafiosa, ridotte le richieste dell'accusa. Donadio Adriano, responsabile del reato stesso scritto al capo A1, che è qualificato nella fattispecie di cui all'articolo 416, comma 2 e 5 del Codice Penale, e lo condanna alla pena di anni 5 mesi e 8 di reclusione. Donadio Claudio, responsabile del reato stesso scritto al capo A1, che è qualificato nella fattispecie di cui all'articolo 416, comma 2 e 5 del Codice Penale, e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione. Donadio Luciano lo condanna alla pena di anni 26, mesi 3 di reclusione ed euro 18.000 euro. Nella sentenza pronunciata alle 15 nell'aula bunker di Mestre, dopo una camera di consiglio durata una decina di giorni, a 3 anni dall'inizio del processo sulla presenza dei casalesi a Eraclea, si evince che il Tribunale di Venezia ha escluso l'associazione mafiosa. Sentenza che lascia perplessa l'accusa, ma come ha dichiarato il procuratore Cherchi va approfondita nel dettaglio. Bisognerà leggere bene con attenzione le motivazioni, perché c'è una sentenza passata in giudicato, perché è stata confermata in Cassazione, che riconosce l'associazione mafiosa, e mentre invece in questo caso il Tribunale ha ritenuto che l'associazione esista, ci sia l'aggravante, se mal non ho capito, ma manchi la prova che sia un'associazione mafiosa. Quindi c'è l'aggravante ma non l'associazione. Bisogna vedere come motiveranno questa scelta, che certamente così a primo acchito sembra diversa rispetto alle conclusioni a cui è giunta la Cassazione per gli altri coimputati. Il collegio, presieduto da Stefano Manduzio, ha emesso condanne più basse rispetto a quanto chiesto dall'accusa. Il principale imputato, Luciano Donadio, ritenuto il boss dei casalesi a Eraclea, è stato infatti condannato a 26 anni e 3 mesi di reclusione senza l'aggravante del 416 bis, a fronte dei 30 anni richiesti. Assolto l'ex sindaco Mirko Mestre, arrestato per voto di scambio politico-mafioso per le elezioni vinte a Eraclea, perché il fatto non sussiste. L'accusa aveva chiesto condanne da 30 a 2 anni di reclusione per i 46 imputati, per un totale di 452 anni. Oltre a Donadio, le pene più pesanti sono andate a Raffaele e Antonio Buonanno, condannati a 19 e 14 anni rispetto a 30 e 20 e 8 mesi richiesti. Erano ritenuti i capi del presunto clan di Eraclea, assieme a un altro vertice, Antonio Pacifico, per il quale dai 30 anni chiesti ne sono stati comminati 10 e mezzo.
L'aggravante del metodo mafioso è stata tuttavia applicata per singoli capi d'accusa come estorsioni, minacce e violenza privata. La fase dibattimentale iniziata a giugno 2020 ha visto circa 350 deposizioni di testi, tra cui l'ex ministro dell'Interno Lamorgese e il governatore Zaia, costituitosi parte civile. Nei confronti di Regione, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Eraclea, il Tribunale ha disposto un risarcimento provvisionale di 200.000 euro, di molto inferiore rispetto alle richieste, con liquidazione dei danni morali e di immagine da fissare in sede civile. Ai sindacati CGIL, CISL e UIL la provvisionale di 20.000 euro ciascuno, 50.000 all'Associazione Libera. Moderatamente soddisfatti anche i legali dei Donadio, secondo i quali, nonostante l'esclusione dell'associazione mafiosa, le pene però sono comunque molto alte. Sentiamo. Quello che balza subito agli occhi è che è caduta l'associazione mafiosa. Ed era questo un aspetto su cui abbiamo combattuto molto, abbiamo cercato di evidenziare che di tutto si poteva parlare tranne che di mafia ed Eraclea. L'altra faccia della medaglia è che l'aspetto politico di questa vicenda è venuto meno. È stato assolto il sindaco Mestre, è stato assolto Zamuner, e quindi questo è già un qualche cosa che ridimensiona tutta la portata. Certo, le pene sono alte, per il momento siamo moderatamente soddisfatti. Una vittoria da una parte e un po' meno dall'altra per i legali di Donadio, vista la portata delle pene. Per Luciano, condannato a 26 anni e 3 mesi, e i figli Adriano 5 anni e 8 mesi e Claudio 6 anni. Un primo stralcio del processo si era celebrato 3 anni fa con rito abbreviato, con sentenza definitiva in Cassazione, in cui venne invece riconosciuta l'aggravante dell'associazione mafiosa e per alcuni imputati, tra cui l'ex sindaco di Eraclea Graziano Teso, anche la detenzione. Ma gli avvocati specificano che questo processo è un processo diverso rispetto all'altro. Non ci sono problemi di incompatibilità perché non abbiamo fatto 3 anni di dibattimento e 137 udienze per niente. È una bella giornata comunque per tutti, anche per il pubblico ministero che tutto sommato accoglie credo con soddisfazione, quantomeno sollievo, il fatto che ad Eraclea non c'è stata un'associazione mafiosa che per 20 anni ha soggiogato quel comune, e quindi sotto questo punto di vista, e mi viene da dire solo sotto questo punto di vista, siamo soddisfatti. Dopodiché siamo ovviamente rammaricati per le pene inflitte, soprattutto a carico anche dei 2 figli, per i quali lavoreremo meglio e di più in appello. Al momento per Luciano Donadio vige ancora l'obbligo di dimora nel comune di Eraclea, ma gli avvocati presenteranno richiesta di revoca. Emergenza droga a Mestre, una sorta di posto di blocco alla stazione per respingere al loro arrivo i tossicodipendenti già colpiti da DASPO. È una delle ipotesi alle quali si sta lavorando. Sentiamo. Perché pensate che io negli anni sono stato sindaco, ho sequestrato più di 50 kg di droga, solo sequestrate. Pensate che consumo c'è, perché noi ci preoccupiamo e giustamente il degrado sociale nasce sulla strada, no? Ma guardate che secondo me nelle case, nel privato, deve essere un consumo assurdo. Non si potrà mai stroncare uno spaccio di stupefacenti imponente ed esteso come quello che si consuma quotidianamente a Mestre se non si interviene anche sui consumatori. Tra le nuove strategie antidroga si fa quindi largo anche l'ipotesi di una sorta di posto di blocco fuori dalla stazione ferroviaria con respingimento dei tossicodipendenti provenienti da altri comuni e già colpiti da DASPO. L'idea è quella di aspettarli fuori dalla stazione e quelli che hanno già il DASPO rimetterli di nuovo nel treno, cioè farli tornare indietro da subito. L'altra questione è, siccome questi DASPO noi non abbiamo notificato, e adesso ho detto notifichiamo anche ai sindaci e alle ASL locali lì della presenza di queste persone, perché faremo un grande lavoro di comunicazione, perché se volete comunicare ai tossici che verranno a Mestre, sappiano che verranno informate tutte le loro comunità locali del fatto che sono tossici. Che alla repressione dello spaccio debba essere affiancata una decisa attività di prevenzione della tossicodipendenza è emerso con forza anche durante l'ultimo vertice sulla sicurezza in prefettura a Venezia. Da questo punto di vista è previsto che l'attività dei servizi sociali, prima limitata alla sera, venga estesa dalle 8 di mattina fino a notte inoltrata. I servizi sociali sono importanti, vanno valorizzati per quello che sono, perché qui per esempio il Comune ha fatto un progetto importantissimo, Stop and Go, che credo sia anche un momento e una direttrice sulla quale noi dobbiamo andare avanti. Abbiamo messo questa sala che già funziona a pieno regime, devo dire di notte, dove portiamo i ragazzi che sono
sotto effetto di stupefacenti, in qualche modo a tranquillizzarsi e a cercare poi di riprendersi in sé e poi di tornare a casa. L'Arma dei Carabinieri oggi festeggia i 209 anni dalla fondazione, festa a San Zaccaria con bilancio dell'attività. Oltre 32.000 interventi con 429 arresti e più di 5.000 denunciati. Sono i dati dell'attività del 2022 dei Carabinieri nella città metropolitana di Venezia. Numeri resi noti durante la festa per i 209 anni dalla fondazione dell'Arma, celebrata nel chiostro del monastero di San Zaccaria. Per la città metropolitana di Venezia è stato un anno caratterizzato anche per ciò che riguarda i delitti più efferati, da ben 4 femminicidi. E quindi uno dei temi che ho trattato, che è quello appunto dell'azione di prevenzione, delle campagne di sensibilizzazione a favore delle persone più vulnerabili, per l'appunto le donne sono state e continueranno ad essere al centro della nostra attenzione. Le stanze protette per queste denunce attualmente sono 4, a Venezia, Mestre, Mira e San Donà di Piave. Un'altra sarà aperta a Chioggia e una ulteriore a Portogruaro, a San Michele al Tagliamento. I Carabinieri sono vicini anche agli anziani. Per metterli in guardia dalle truffe, negli ultimi mesi si sono tenuti 45 incontri cui hanno partecipato oltre 1.300 persone della terza età. C'è poi un allarme criminalità organizzata. Abbiamo un reparto deputato a questo, il nucleo investigativo. Venezia è sede appunto di procura distrettuale antimafia, e per cui sicuramente rientra tra le priorità, in stretto raccordo ovviamente anche con gli altri assetti dell'Arma dei Carabinieri e in primis ovviamente il raggruppamento operativo speciale. Abbiamo anche nel territorio regionale la sezione anticrimine del ROS. Ed ora parliamo di incidenti stradali. Oggi in Regione sono stati presentati i dati del 2022, 300 morti per incidenti e 17.000 feriti. Ancora troppi incidenti sulle strade, ancora centinaia di morti e migliaia di feriti. Nel 2022 nelle strade del Veneto ci sono state 300 vittime e 17.000 feriti. Su 81.000 sinistri a livello nazionale, ben 13.000 sono avvenuti nella nostra regione, vale a dire una media di 35 al giorno. Il dato è stato comunicato stamane a Palazzo Balbi in occasione di una conferenza stampa sul tema della sicurezza stradale in Veneto. Un'emergenza che la Regione Veneto sta affrontando, incentivando le sue iniziative in primis sul piano delle realizzazioni infrastrutturali per aumentare la sicurezza delle strade. Grazie alla legge 39 del 91 sulla sicurezza stradale, la Regione dedica molte risorse per esaudire le richieste di molti comuni. Nuove rotatorie, piste ciclabili e percorsi pedonali. Tra il 2016 e il 2022 gli interventi finanziati dalla Regione nel campo della sicurezza stradale e dell'ammodernamento della rete viaria sono stati 607. Parliamo di 100 milioni di euro della Regione Veneto, stanziati da oltre 100 milioni dalla Regione Veneto, ma arriviamo, se mettiamo il cofinanziamento di comuni, di province, ma anche a volte di privati, ad oltre 200 milioni. La Regione da tempo inoltre punta anche sull'aspetto della sensibilizzazione culturale del problema, mirando ai giovani nelle scuole a scopo preventivo ed educativo. Gli studenti sono stati invitati perciò a realizzare contenuti multimediali per una campagna informativa sul tema della sicurezza rivolta soprattutto a loro. Al contest hanno partecipato più di 90 istituti da tutto il Veneto. I primi 3 classificati, premiati oggi a Palazzo Balbi, sono degli istituti della provincia di Treviso. A loro è stato consegnato anche un assegno, denaro che gli studenti potranno utilizzare in ambito scolastico. Il primo premio, 5.000 euro, è andato all'istituto Isis Obici di Oderzo. E nel corso della conferenza stampa è stato affrontato anche dal governatore Zaia il tema delle grandi opere infrastrutturali, dalla Via del Mare alla Pedemontana. A Strada del Mare arriviamo all'aggiudicazione, penso nelle prossime settimane. Stiamo facendo il controllo di tutte le carte. Dall'altro, fra l'altro, questa è una strada che viene realizzata a costi zero per il pubblico e ci sarà l'esenzione per
gran parte sono 8 comuni che la lambiscono, poi c'è anche un'esenzione a 2 anni per altri comuni. E poi ovviamente c'è il grande nodo di Jesolo, dove comunque ricordo che nelle spiagge venete arrivano 32 milioni di presenze turistiche. Non riusciremo a togliere il traffico al 100%, sicuramente ad alleggerirlo. All'indomani delle polemiche che hanno caratterizzato il ponte del 2 giugno, l'apertura della stagione estiva, che ha ricordato il nodo Treviso Mare è il presidente Zaia, dopo l'assessore De Berti, ieri in diretta su Antenna 3 a dettare i tempi. È conto alla rovescia la via del mare, la superstrada a pagamento, che dopo annose vicissitudini dovrebbe a settimane vedere l'aggiudicazione definitiva al concessionario. Rimane il nodo Jesolo con il collo di bottiglia che bloccherà anche a via del mare completata il traffico all'altezza dell'Ipertosano. Perché il traffico che arriva su Jesolo, il porto di Jesolo, se fosse smistato prima, ovvero il 20% che se ne deve andare a Cortellazzo va prima a Cortellazzo, e quello che va al Cavallino Tre Porti o al porto turistico di Jesolo ci permette di avere meno effetto imbuto su Jesolo. Esenzione al pagamento della superstrada prevista per tutti gli 8 comuni che la lambiscono. Occasione, quella di oggi, per nominare un'altra superstrada, la Pedemontana, ora riconosciuta anche da Google Maps. Gli ultimi 12 chilometri potrebbero essere aperti entro l'estate. Ci rendiamo conto che quando sarà completata sarà ancora molto più gettonata e molto più segnalata. È comunque un itinerario che permette di risparmiare metà tempo di percorrenza, ridurre i consumi ed avere assolutamente molta più sicurezza stradale. Massima adesione ieri allo sciopero dei lavoratori del trasporto aeroportuale, solo l'inizio di una serie, dicono i sindacati. Adesione altissima, oltre il 90%, allo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell'handling aeroportuale proclamato ieri per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto ormai da 6 anni. Sciopero organizzato unitariamente con le organizzazioni sindacali FILT CGL, FIT CISL, WIL Trasporti e UGL Trasporto Aereo. I lavoratori del trasporto aereo meritano un contratto aggiornato e uno stipendio adeguato ai tempi che corrono. I lavoratori del trasporto aereo attendono che dalle imprese arrivino subito delle risposte. Ma non solo, in realtà vorremmo dare visibilità alle condizioni materiali di lavoro di questi lavoratori, che esprimono una fortissima professionalità, ma che hanno condizioni, carichi di lavoro e condizioni anche di rischio di lavoro molto forti. Sindacato e lavoratori promettono altre azioni se non verranno esaudite le loro richieste. E se l'associazione non darà segnali di oggettività al tema, noi proseguiremo. In programmazione anche uno sciopero di 24 ore che segnerà con l'avvio della stagione estiva il seguito di una lunga serie di azioni sindacali che verranno messe in campo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ora tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, parliamo ora del Salone Nautico. Ieri, ultimo giorno, è stata presentata un'app multimediale interattiva da scaricare sul cellulare per scoprire i porti di Venezia e Chioggia e la loro storia. Abbiamo immaginato, devo dire, già da tempi non sospetti, anche in fase pre-Covid e poi fino ad oggi, di dare uno strumento che consentisse proprio di capire quanto porto c'è in noi e quanto porto c'è in ogni veneziano. Non si può pensare a Venezia e alla sua storia senza il suo porto. Sia dal punto di vista economico che sociale, tra il porto e la città c'è da sempre un rapporto intenso e indissolubile, che oggi si rinnova secondo i nuovi strumenti della tecnologia, grazie ad un'app che permette un viaggio virtuale nei porti di Venezia e di Chioggia. Devo dire è molto interessante ed è una delle iniziative che abbiamo portato avanti con il Comune e la città metropolitana in questi ultimi tempi. Abbiamo fatto un accordo per introdurre un modulo portuale negli insegnamenti delle scuole elementari. Abbiamo proposto oggi questa importante iniziativa dell'app sul Museo Virtuale di Venezia e di Chioggia e stiamo lavorando molto in generale al tema Porto Città. Arricchita da una sezione dedicata ai più piccoli, l'app permette di scoprire i principali punti di interesse legati alle attività dei porti di Venezia e Chioggia di ieri e di oggi, attraverso itinerari tematici e interattivi, contenuti testuali, video e curiosità. È importante invece riallacciare questa comunicazione, far conoscere ai cittadini e ai visitatori cos'è il porto e cos'è la storia di Venezia. Questa app può essere un utile strumento.
per i turisti e non solo, anche per i veneziani. Anche per i veneziani, per le scolaresche e per i bambini. Il porto oggi deve diventare patrimonio comune, va conosciuto, sapere cos'è una nave, come la si carica, la si scarica, come arrivano le merci, il grano per la pasta arriva via te. Questi temi insomma devono essere assolutamente importanti. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Dopo un inizio di settimana all'insegna delle piogge, condizioni ancora instabili sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 6 giugno. Sul Veneto fino al mattino avremo rovesci sparsi. Col passare delle ore nuvolosità variabile, sarà via via più asciutto e soleggiato, soprattutto in pianura, mentre in montagna saranno possibili ancora dei temporali. Temperature stazionarie, minime tra 13 e 18 gradi, massime invece tra i 21 e i 24 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tempo incerto, saranno probabili rovesci e temporali sparsi, non escluse delle schiarite su bassa pianura e costa. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in mattinata prevarrà il sole e anche nelle ore più calde si formeranno degli isolati rovesci. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.